E com'era il tuo fidanzamento? Allora lui prima mi corteggiava in strada come fanno adesso, ma era più ristretto da adesso sono abbastanza aperte. Quindi se potevo mi fermavo, però i miei genitori non l'accettavano. E allora qualche volta sì, poi siamo stati così un po' di tempo, poi è venuto a casa e ci siamo fidanzati, direi. E quindi siamo rimasti molto fidanzati, poi avevamo avuto un po' di discordia, insomma, siamo un periodo un po' ognuno per conto suo, poi siamo ritrovati e quindi ci siamo sposati dopo un po' di tempo. E il matrimonio invece come funzionava? Il matrimonio è funzionato. Io, siccome era morto mio padre 2 anni fa da poco, e quindi io ero a casa mia, si intende, e poi lui a casa sua. Allora io mi sono preparata, mi ho preparato, io aspettavo che lo sposo venisse a casa. Allora loro sono venuti in successione da casa mia e poi assieme, cioè ognuno per conto suo, la sposa avanti, tutti gli invitati e poi lo sposo dietro con gli invitati della sposa. Allora siamo andati in chiesa, abbiamo celebrato il matrimonio. E vi siete anche confessati prima del matrimonio? Sì, ma prima però. No, perché dicevano che prima di iniziare la cerimonia si dovevano confessare. Noi no, quando siamo andati noi siamo confessati prima, eravamo pronti a svelare. E la fede voi ce l'avevate quando vi siete sposati? No, ce li hanno benedette lì, poi ce li hanno date lì. No, perché dicevano prima che li prestavano, voi invece? No, noi era proprio la nostra, però è stata benedetta il giorno, non è che le prestata.